L'ospedale di Niguarda ha 2 nuovi acceleratori di radioterapia, macchinari di ultima generazione che permettono trattamenti più precisi ed efficaci, che sono stati inaugurati nella giornata di mercoledì 10 giugno dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana e dall'assessore al welfare Giulio Gallera. Le due apparecchiature hanno richiesto un lungo lavoro per l'installazione e la preparazione. I tecnici e il personale hanno iniziato l'attività a partire da gennaio 2020 e, nonostante l'emergenza Covid, non si sono mai fermati. A partire da giovedì 11 giugno, i macchinari saranno utilizzati per i primi trattamenti. Un segno che la Lombardia e che le sue grandi strutture sanitarie vogliono guardare al futuro, vogliono riprendere quella corsa verso l'eccellenza che è sempre stata nelle loro corde. Oggi con l'inaugurazione di questi 2 acceleratori lineari vogliamo da un lato offrire ai nostri cittadini una qualità di cura per certe malattie oncologiche particolarmente avanzate e dall'altro dire che vogliamo continuare nella qualificazione tecnologica di tutte le nostre strutture, ma soprattutto dire che vogliamo guardare con impegno al futuro, con entusiasmo al futuro, con la stessa voglia che avevamo di migliorare sempre la nostra sanità che avevamo prima dell'arrivo del Covid. Io credo che non ci siano problemi quando un intervento serve per migliorare la qualità del servizio, per salvare vite, non ha importanza quanto si spenda, però in questo caso è anche utile sottolineare come questo importante investimento verrà abbondantemente ripagato dal numero e dell'importanza delle prestazioni che potranno essere rese. Nella giornata di mercoledì 10 giugno è stato firmato l'accordo per la nascita di un nuovo hub di quartiere contro lo spreco alimentare, che sarà aperto entro la fine dell'anno in via Bassini 26 a Lambrate. Dopo gli ottimi risultati dell'hub di via Borsieri, che in un anno ha permesso di recuperare 77 tonnellate di cibo e coinvolgere 21 organizzazioni no profit, 11 supermercati e 5 mense aziendali, è dunque pronto a decollare il nuovo centro, grazie alla collaborazione tra Comune di Milano, Banca di Credito Cooperativo di Milano, Avis Comunale Milano e l'Associazione Banco Alimentare della Lombardia Danilo Fossati Onlus. La collaborazione avrà durata di 4 anni, fino dunque al giugno del 2024. La consultazione online Milano ti ascolta, aperta dal Comune dal 12 al 25 maggio, tra la fine della fase 1 e l'inizio della fase 2 dell'emergenza Covid-19, ha fatto registrare la partecipazione di 5.600 milanesi. In tanti si sono collegati e hanno risposto alle domande su esperienza, bisogni, iniziative del Comune, sulla propria situazione nei mesi di chiusura e nei primi giorni della ripresa. Una partecipazione significativa per numero e contenuti che ha permesso ai milanesi di manifestare sentimenti, preoccupazioni e aspettative anche con commenti personali e al Comune di ascoltarle per orientare i prossimi interventi. Tra i commenti nelle risposte aperte, il desiderio di fare tesoro di alcuni insegnamenti nati durante il lockdown. Ritmi più sereni, smart working, attenzione all'ambiente, attenzione alle persone in difficoltà, trasporti e digitalizzazione. Le risposte al questionario sono state poi analizzate ed elaborate nel report Milano ti ascolta, che è stato presentato nella giornata di giovedì 11 giugno in una conferenza stampa online dall'assessore alla partecipazione, cittadinanza attiva e open data Lorenzo Lipparini e dal direttore del Citizen Relationship Management del Comune Dario Manuli. Ripresa amara del calcio giocato per il Milan. All'Allianz Stadium di Torino, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, il pallido 0-0 premia la Juventus, qualificandola grazie all'1-1 dell'andata a San Siro, alla finalissima di Roma che la vedrà andare in scena mercoledì contro la vincente di Napoli-Inter. Seppur privo di big come Ibrahimovic, Teo Hernandez e Castillejo, il Milan esce senz'altro a testa alta dalla doppia sfida contro i bianconeri. Nel match dell'Allianz succede tutto nei primi 20 minuti. Ronaldo dal dischetto dopo l'assegnazione del penalty da parte di Orsato grazie alla consultazione col VAR colpisce il palo e 30 secondi più tardi, su una ripartenza rossonera, Rebic viene giustamente espulso per via di un intervento scomposto a gamba alta ai danni di Danilo. Nella ripresa, i ritmi calano vistosamente, ma i rossoneri provano a mettere alle strette i padroni di casa, rendendosi pericolosi prima con Çalhanoğlu e poi con un colpo di testa di Kier, ma la retroguardia juventina regge bene il colpo. Nonostante i due allenatori usufruiscono entrambi delle 5 sostituzioni, nessun subentrato dalla panchina è in grado di incidere nel match, che non regala più emozioni se non nei minuti di recupero con 2 conclusioni dalla distanza di Dybala e Alex Sandro. I rossoneri vedono dunque sfumare l'ennesimo obiettivo stagionale
e se la prova di ieri sera ha visto un Milan cadere comunque in piedi, per il campionato servirà tutt'altra marcia per cercare di conquistare un posto in Europa. Nel lungo periodo di lockdown, che a partire dal 23 febbraio ha portato alla chiusura del centro internazionale di quartiere, con oltre 60 iniziative culturali e sociali annullate, in Cascina hanno vissuto 8 persone, che hanno lavorato alla riqualificazione dell'area verde adiacente, dando vita a 2 nuovi spazi polifunzionali all'aperto. Un'area giardino pensata per i momenti di condivisione del tempo libero, con spettacoli, pranzi e cene, proiezioni di film, presentazioni di libri e attività culturali di vario genere, e un orto didattico per attività laboratoriali, sviluppo del programma dell'Agenda 2030, sensibilizzazione sui temi dell'ambiente e dell'alimentazione e incontro tra alimenti, culture e abitudini dei diversi paesi del mondo. Oggi dunque l'area abbandonata di via Fabio Massimo, che per oltre 10 anni era diventata una discarica, si chiama il Giardino delle Meraviglie ed è un nuovo luogo di accoglienza per il dopo Covid-19 pensato per la cittadinanza, con un'attenzione particolare agli abitanti del quartiere Corvetto.